Andre, sei la mia prima clip di questo mio nuovo vlog. Oggi che cos'è? Oggi è 26? Oggi è 26 giugno. Andre, oggi è 24, quale 26? Ah, che ne faccio, bro? 24 giugno, che cos'è? San Giovanni. Andre! Incredibile. Quindi? E quindi auguri. Oh, grazie Andre. E quindi? Ah, mi ricevo. No, Andre, ho incaricato un amico per andare a prendere delle cose. Per gli Eliz! Aspetta. Il mio primo onomastico in Villa Eliz. No, ci faccio. Andre sei distrutto. Esatto, voglio oggi 24 giugno, mio onomastico San Giovanni, quindi mi raccomando tutti quanti fatemi gli auguri nei commenti, vi aspetto, ovviamente vi lascio un cuoricino a tutti quanti e faccio gli auguri a tutti i Giovanni che mi seguono e che commenteranno questo video. Sono in Villa Eliz, primo video vlog da questa Villa Eliz. Ho mandato Sciale a comprare i cornetti perché ieri abbiamo fatto tardissimo, che è stato il nostro primo giorno in villa, abbiamo registrato una marea di contenuti che vedrete, ho fatto un altro vlog quando siamo venuti qua, quindi tutto il viaggio, la serata di ieri che vedrete sul canale, quindi farò questa piccola sorpresa ai ragazzi come buongiorno e come festeggiamento del mio onomastico. Spero che Sciale abbiate pure una cosa per me perché io sono intollerante al lattosio, lo dico sempre, spero che posso mangiare. Il primo che mi ha dato gli auguri è stato proprio Andrea, come avete visto nella clip inizio di intro di questo video vlog. Ho già visto Mister si è dimenticato, me lo ha scritto nel gruppo nostro che abbiamo del Napoli, però si è dimenticato di darmelo da vicino. Ora vediamo se si ricorda qualche cosa e vediamo nel frattempo che arriva Sciale se si ricorda. Vediamo. Ah, giù, ovviamente io non ve lo ricordo, ma dovete lasciare un mi piace, un commento e dovete anche iscrivervi al canale perché vi sto registrando una marea di video che neppure immaginate. Cioè, sono venuto da un giorno e già registrati più video tutto l'anno, quindi mi aspetto un'iscrizione almeno. Un bacio a chi lo fa. Ho guidato la macchina di Super Allan per la prima volta nella mia vita. In Villa Eliz. Allora, hai preso quello che dovevi prendere? Qualcosa ho preso, vegano, cosa? Non ce ne stanno? Sanguinato. Ho preso però qualcosa di salato che ti potrebbe interessare. Ma per tutti gli altri l'hai preso? Sì. Sorpresa? Per il mio onomastico? Vale! Buongiorno, auguri bro. Grazie. Buongiorno. Sì. Ah, grazie, bro, tutti per me. Sì. Ho preso Nutella, marmellata. Quale scegli? Nutella. Assaggio per me? Grande cornetto. Bella sorpresa prima mattina. Per lui la migliore. Ok. E io che... Allora adesso vado a chiamare gli altri. Vai, pure il set. Mamma mia, qualità. Io chi Ma fa io- la porzione salata e chi fa tu. Sì, ma tu prima mattina sei troppo carica. Andrea, L'acqua? L'acqua? non ci sta? No, l'acqua? La posso ordinare da voi? La posso ordinare da voi? Andrea, vieni qua. Non hai capito perché c'è quello di ieri, ti ricordi? E cadi. L'acqua la posso ordinare? Ma io non ci stai quando hai questa cosa. Ma no, tu ci stai? No. Che quello là è entrato? Questo stava dormendo. Andrea. Anto! Anto? Anto! Anto? Oh, ma tu non ti ricordi quello là che ieri ci ha visto a tavola? Ha fatto... Scusi, l'acqua? Sì, sì. Ok, meno male, allora pensavo... Anto, questo è un mio omaggio. Maronna! Ma che è là? Che combinate, Giovanni? Sorpresa! Signori, Giovanni si è spugnata. Allora Giovanni non si muore fame. Di Giovanni più. roba buona. E come tengo iato, allora? Volevano poco la tavola, allora. Andrea, io mi sono uscito insieme a te, mi sono svegliato. Stupiciamo nell'umbro. Che proprio queste cose? Tu me sono. Occhi giganteschi. Per la sveglia. Una sorpresa mattutina per te. Oddio! Che hai visto? Godo. Eliz, uscite fuori, c'è una sorpresa. Tati, oh scendi che c'è una sorpresa per te. Tra poco scendo, aspetta. Ho detto che dai, primi dei a cuccare, fatto una vada riendo. Finalmente! Ciao amici. Grandi brioche. Il paradiso. Ma lo sai cos'è oggi? Perché ci stanno questi cornetti? Perché siete ospiti. Vedi il Avete 24 pagato €1 e quindi bastardi, è normale che dovete portare qualcosa. 24 giugno, che cos'è? Non lo so, raga. 24 è un santo, San Allan. San Super Allan. San Super Allan, bravo. Super Allan. San Giovanni. E quindi grande festa? Allora do un bacio a te. Grazie. Allora grazie, allora la grande festa comincia? Tati, vieni. Tati, c'è una sorpresa per te. Io immagino che da buoni napoletani avete preso una cosa buona. Vabbè, saranno tutti piedi, spero. Eccolo. Quanti video devi fare oggi? Auguri, Giovanni. Auguri. Andiamo dentro. Con i cornetti. Una domanda Giovanni. Video numero 14 della Villa Eliz? No, siamo a 4, siamo a 4. Ho 2 vlog e 2 video sul campo. Vabbè, Oggi se c'è tempo, verso le 7 faremo anche un altro video. Mangia sta zitto, va. Ok. Tu che ti prendi? No, io me ne vado nel video, vaffanculo. Tu che prendi? Io vorrei quella panna e Nutella. Mamma mia. Mamma mia, Andrea, devi andare proprio da Capobianco. Aspetta, anche un po' di latte. Tu quale sei preso? Io per non sbagliare ne prendo 2. Ah, ok. Tanto tu? Nutella? Nutella, vai. Sul caffè. Ci sta. Io in su, guardate.
Wow, buono. Ti like? Che hai preso? Olè. Per una dieta incredibile. Ok. Marmellato è buono. Che hai? Guarda là. Dove è uscita sta Dopo banana? dopo la Nutella. Andrea, bis? Ti fa a metà come? Allora, questo o questo? Qual è quello più pieno? Zuppi? Ma non sai, è il latte. Sa di Super Allan. Buono, buono. Uno, No. Un morso. Ok, mentre ingoi sai già cosa fare. Anto! Hai rubato la pizzetta a Cristian. No, Cristian. No, ha mangiato un cornetto, una pizzetta e voleva mangiare pure questa. Allora io mi sta evitando. E quindi dobbiamo fare una cosa. Cioè, visto ci ha fatto regali, cornette, tutto pizzetti. Chi ha pagato? Pagato Super Allan, dai. Ma te ne ha dati i soldi? No. Se vogliamo ammazzo. Va bene, non essere di Giovanni. Mi interessa questo, l'ho fatto con cuore perché voglio bene a Super Allan come volete bene anche voi. Allora, e nei commenti auguri su A, mi raccomando. Allora, visto sto fatto qua Cosa che stavi dicendo? non ha pagato lui, cioè se avesse pagato lui Ok. gli avrei preso qualcosa dalla villa e gliel'avrei regalato. Però visto che mo voi avete pagato per penso entrambi, dobbiamo fargli uno scherzo, facendo finta che è un regalo. Ho un'idea. Vai. Aspetta, io riprendo la cosa e voi mi dite: ah, Gianni sta là. Vedete quello? Tanto quello sta ditando, non ci sente. Perfetto. Ok, che dite, Cri? Facciamo una cosa, mo io vado un attimo vicino, gli faccio chiudere gli occhi e gliela portate. Vai, va bene. Arrivo, basta. Aspettate, vi avviso. Gianni! Oh! Allora, stai ditando? Sì. Me lo fotto proprio. Chiudi gli occhi. Perché? Fidati, non ti facciamo niente, però chiudi gli occhi. È una sorpresa. Azza. Allora, ti abbiamo fatto un regalo, Addirittura. però devi avere gli occhi chiusi. Ce li ho. Ok, è un regalo da parte di tutti gli Elise, di Sciale, Ale. Vieni qua. Allora, questo è il regalo. Se lo indovini, lo avrai. Se non lo indovini, dopo. Però mi dovete dare qualche indizio. Allora, io, perché questo regalo è diviso in due cose. È toccare. tipo come se fosse un puzzle, no? Che sono due pezzi e li devi unire. Ti facciamo toccare prima il primo pezzo. Vai. Fai toccare solo il primo pezzo, ok. Non di più, Basta. Che consistenza aveva? È abbastanza duro. Guarda caso, quando diciamo duro, entratate in gioco. Evidentemente ti piacciono le cose dure. No. Mi dissocio. Altra parte, vai. Oh, basta. Basta. Non lo so se... Ok, diamoglielo tutto adesso. Piglialo in mano. Ende che cosa? Piglialo in mano. Ok, non farlo cadere perché è fragile. Così, tienilo in equilibrio. Ma è solo una cosa. Non da erano sopra, due. Sono due cose la mano che sopra, metti la mano sopra. che uniscono questa cosa. Tieni così. Io penso già di aver capito Che cos'è? qualcosa. Ho Cos'è? visto qualche vostro video, quindi penso di aver capito. Cioè? Quello scheletro. Apri gli occhi. Questo è regalo. Auguri Gianni! Ma che spacci questo coso? Quindi l'ho vinto. Ma che occhi però, guardate là. Andrea, ho vinto questo. Sì, È il mio regalo? Sì. Me lo posso portare a casa? sì, E lo scheletro di? sì. Ah, è di un cinghiale, penso. C'ho la polvere del cinghiale. Andrea, io stavo editando, vero? Ma questo video? No, un altro. Ok. Quanto lavora? Allora, nei commenti vi dovete dire quanto lavora Super Allan, secondo voi. Per me, troppo. E quanto ti stupi? Messaggio a chef. Ma more i fam.